Qui ci troviamo al valico di confine di Fernetti e sull'asse principale che collega Trieste a Lubiana. È un traffico non composto soltanto da locali, ma soprattutto un traffico internazionale. Qui, come negli altri valichi, sono iniziati alle 14 puntuali i controlli di confine voluti dal governo in chiave di sicurezza antiterrorismo. La sospensione del Trattato di Schengen e la ripresa dei controlli alle frontiere per contrastare possibili infiltrazioni terroristiche tra i migranti della rotta balcanica durerà fino alle 14 del 31 ottobre, ma sarà eventualmente prorogabile per un periodo più lungo. Gli agenti della Polizia di Frontiera, insieme ai militari dell'Esercito, qui a Fernetti hanno allestito una postazione per deviare i veicoli in transito e non creare disagi al traffico, anche se soprattutto in un primo momento si è registrato qualche rallentamento in ingresso in Italia. Come annunciato dal governo, i controlli vengono fatti a campione. Finora sono stati fermati soprattutto furgoni, van e veicoli con i vetri oscurati. Oltre a richiedere i documenti, in qualche caso i poliziotti hanno fatto aprire i bagagliai dei mezzi. Pochi i disagi segnalati dalle persone in transito. Non lo faccio spessissimo, però lo faccio perché vengo dalla Macedonia, quindi non spessissimo, però una volta ogni 2 o 3 anni lo faccio. E Quando non pensa che... c'era meglio, diciamo, insomma, meno traffico, meno coda, meno tutto. No, non credo che sia un grosso problema. Lei è di Trieste, passa spesso qui? Sì, abbastanza spesso. Non credo ci siano problemi. Sì, sì, sapevo, sì. Da dove arriva? Da Opicina. Non le crea problemi, insomma? No, non c'è nessun problema, no. E passate spesso per questo confine? Io sì, perché lavoro a Fernetti in dogana, quindi Creerà qualche disagio questo nuovo controllo? eh, penso di sì, creerà un po' di fila anche. Per chi lavora a cavallo del confine? Sì.